Don Alberto, innanzitutto buon compleanno. Ma grazie anche, grazie davvero, grazie perché mi rivieni a porgere questi auguri. Guarda, sono 82 anni che io ricevo auguri, qualche volta consapevolmente, qualche volta no, per molto tempo anche così, già che tu vedi, sono qui, sono solo, ho passato tanti compleanni da solo, ma sono con me stesso e questo mi sta anche bene, insomma. Non è che ci siano. Qual è il suo stato d'animo? Ah, guarda, felice, felice non tanto di essere arrivato, perché io ho una grossa nostalgia di futuro, che non vuol dire speranza di tagliare l'angolo quanto prima da questa terra, anche se è possibile ogni cosa alla mia età oppure ad età simili. Ma direi felice perché ho visto delle cose stupende. Ricordo una mia nipote quando era piccolina, mi ha sempre chiamato nonno da quando è nata, dicevano sua compagna di asilo, l'avevo portata, sono contenta che il mio nonno sia vecchietto perché ha visto tante cose e me le racconta. E penso che a scuola ci siamo raccontati tante cose, quindi abbiamo vissuto collettivamente quella vita che avevo iniziato a vivere singolarmente con gli zingari, all'ospedale, in carcere e mille altre cose, quindi rileggendo la mia storia posso dire ma che bello che è stato il piano. Qualcuno lo chiama Dio, io oso chiamarlo Dio, oso chiamarlo Padre che mi ha preparato in questo tempo, in questi anni, sono proprio felice. Volevo chiederle, in queste ore stanno arrivando tantissimi messaggi di augurio da parte delle persone che l'hanno conosciuto al Barbarigo, insegnanti, studenti. Ecco, cosa vuole dire loro, se ha un pensiero da regalare anche a loro? Beh, che siano contenti e che vivano eh, protesi, non è un discorso così teorico, ma per me se c'è un verbo che mi affascina eh, nella lingua italiana è il verbo al futuro, perché è un verbo evangelico. Trovo sempre un Gesù che dice amerai il Signore tuo Dio, amerai. Io non so ancora che cosa vuol dire per me, che cosa vuol dire per questi ex ragazzi, questi ex allievi oppure questi allievi potenziali, cosa vuol dire il futuro per loro. Penso che lo sognino, ma so che ci sarà. E questo futuro sarà pieno di ricchezza, di amore e, e questo è il bello. Quello che non ho ancora vissuto è certamente più bello di quello che ho vissuto perché è pieno di un'esperienza e io auguro a loro, veramente, a tutti i miei amici, di guardare con fiducia il loro futuro, che non abbiano paura di queste stupidate di cui la stampa per cui la stampa ci angoscia giorno dopo giorno. Il futuro è meraviglioso, perché il futuro è la sorpresa che Dio riserva a noi, quasi con la voglia di coccolarci e di dirti ma dai, vale la pena. Tanti auguri, Don Alberto. Io ti ringrazio tanto e se hai occasione di incontrare qualcuno in quella casa in cui sono vissuto e in qualche modo ancora ci vivo giornalmente, almeno per un'ora e mezzo ogni mattina, mi saluti e mi abbracci. Grazie.